Papa Francesco, tanti i veneti e i veneziani a Roma, moltissimi i giovani, le parole del patriarca Francesco Moraglia, un segnale di speranza che lascerà una traccia in ognuno. Ho temuto il peggio, il racconto dell'attivista e dissidente russa aggredita durante le celebrazioni del 25 aprile al ghetto di Venezia perché filo-ucraina. Poteva trasformarsi in un gravissimo incidente il gesto sconsiderato di un 32enne nigeriano fermato sul bus perché senza biglietto. È successo lungo la tratta Piove di Sacco, Chioggia. Nonostante gli appelli, Alberto Trentini non si è potuto mettere in contatto con la sua famiglia nemmeno a Pasqua. Intanto è stato riprogrammato per domenica 11 maggio il corteo acqueo per chiedere la sua liberazione. A San Donà di Piave i 2 autovelox restano accesi. Il sindaco Teso e la giunta non vogliono spegnerli perché, ribadisce il primo cittadino, sono un deterrente di cui non si può fare a meno visto che si tratta di strade teatro di continui incidenti. Festa di San Marco, patrono di Venezia, un'occasione per ribadire la vocazione alla pace ma anche un anniversario della liberazione, un San Marco in un giorno di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco. E dunque buonasera, bentrovati, edizione di Venezia dei nostri telegiornali che parte come quella regionale necessariamente da Roma e dalla mattinata storica, emozionante, vissuta in piazza San Pietro per i funerali di Papa Francesco. Non solo i grandi della terra ma davvero tanta gente comune, molti i veneziani presenti in piazza. La consegna spirituale di Papa Francesco al suo popolo e alla sua gente. Abbiamo assistito a una straordinaria esperienza di Chiesa che lascerà tracce profonde sia per i non credenti che per i credenti, ha sottolineato il patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia, tra i concelebranti questa mattina alle esequie del Santo Padre e poi presente per il Giubileo dei ragazzi. Patriarca che poi al microfono del settimanale diocesano Gente Veneta ha aggiunto: la grande partecipazione e soprattutto direi, seppur in modo diverso, una gioia intensa. Nel cuore di Papa Francesco ci sono sempre stati i migranti, oltre ai giovani. Per questo Mediterranean Serving Humans era presente con una sua delegazione ufficiale, invitata direttamente dalla Casa Pontificia, con il capellano di bordo Don Mattia Ferrari, Beppe Caccia e Luca Casarini a guidare il gruppo. Testimoniare la nostra gratitudine e il nostro affetto. Quello che Papa Francesco è stato ed è per noi, come per tutti quanti, è un padre e un fratello maggiore. Decine, centinaia di migliaia di persone hanno testimoniato un affetto e un riconoscimento per la figura di questo Papa che sinceramente ha pochi precedenti. E da Malamocco, tra i borghi più piccoli della diocesi veneziana, è arrivato anche il maestro del coro. Ho portato idealmente con me tutta la comunità e ho sperimentato dei momenti veramente di profonda fede, di profonda spiritualità da parte anche di chi magari non è vicino alla fede o alla Chiesa. Andiamo invece adesso al drammatico racconto dell'attivista e dissidente russa aggredita durante le celebrazioni del 25 aprile al ghetto di Venezia perché filo-ucraina. Katia Margolis, 52 anni, attivista russa, ha ancora negli occhi le fiamme dell'accendino con cui hanno tentato di incendiare la bandiera ucraina che portava tra le mani, rischiando di dare fuoco anche a lei, mentre tra i 300 manifestanti un coro di facinorosi di estrema sinistra la insultava al megafono gridandole nazista. Lei, antifascista per antonomasia, artista e insegnante di origini ebraiche e dissidente russa, è ancora scossa e incredula di essere stata vittima della violenta aggressione fisica e verbale e proprio durante le celebrazioni del 25 aprile a Venezia e proprio al ghetto. L'attacco perché portava la bandiera ucraina. C'era un uomo con un megafono che ho visto la bandiera e ha proprio ad alta voce al microfono ha acceso questi ragazzi provocando, dicendo ecco vediamo la bandiera ucraina tra noi, bandiera nazista, assassini dei bambini. Sotto una pioggia battente, coperta in parte dall'ombrello, non è riuscita a vedere in volto il gruppo che, men che non si dica, l'ha accerchiata cercando di dare fuoco alla sua bandiera, urlandole anche insulti irripetibili. Non li ha visti in faccia i suoi aggressori, ma le voci dei cori le echeggiano ancora nella testa. Razzi, 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 da Gaza a Tel Aviv!
pace in Palestina! Si fa così! Lunedì la denuncia in questura, sebbene con un rammarico, non aver avuto la possibilità di confrontarsi con i suoi antagonisti. Infatti mi è dispiaciuto molto perché credo sempre nel dialogo, soprattutto quel giorno della tolleranza. Io volevo spiegarmi che sostengo anche la loro causa, che io sono contro il genocidio, contro la guerra, ma volevo anche spiegare la mia. E proprio sull'aggressione all'attivista russa, la presa di posizione e la ferma condanna dei radicali di Venezia che chiedono agli esponenti politici del territorio di fare altrettanto. Assolutamente inqualificabili. La violenta aggressione all'attivista e artista russa di origine ebraica Katia Margolis, definita atto inqualificabile da parte di squadristi antisemiti. Così il segretario dei Radicali di Venezia, Samuele Vianello. Un'aggressione violenta e squadrista ai danni di una militante che liberamente ha deciso di portare bandiera ucraina durante il percorso della memoria. E poi gli insulti assolutamente antisemiti e inaccettabili nei confronti del capo della comunità ebraica Kalimani. Questi episodi non sono accettabili. Il 25 aprile non è proprietà di qualcuno, ma è valore di tutte le forze antifasciste e democratiche. La richiesta trasversale dei radicali veneziani agli esponenti politici del territorio affinché prendano le distanze da tanta inaudita e inconcepibile violenza. E noi chiediamo alle forze politiche veneziane di dissociarsi da questi episodi, perché la democrazia, la libertà di espressione, che sono valori della resistenza, devono essere anche tutelati da queste minoranze violente, estremiste, che vogliono semplicemente sopraffare il dibattito pubblico libero e democratico. E poteva trasformarsi in un gravissimo incidente il gesto sconsiderato che ha compiuto un 32enne nigeriano fermato sul bus perché era senza biglietto. Era stato fermato sull'autobus che da Chioggia porta Padova ed era stato trovato senza biglietto. L'uomo ha dato in escandescenze e ha cercato di afferrare il volante dell'autista, rischiando di far uscire il mezzo di strada e rischiando quindi una strage. Un 32enne di origini nigeriane è stato denunciato dai carabinieri di Pieve di Sacco per i reati di minaccia a incaricato di pubblico servizio, interruzione di pubblico servizio e attentato alla sicurezza dei trasporti. Reati gravi con pene che possono essere severissime. Lo straniero non ha gradito la richiesta di esibire il biglietto e non si è limitato a minacciare l'autista del mezzo, ma ha anche afferrato il volante del bus, provocando un'improvvisa sterzata e obbligando il conducente a fermare la corsa. Un comportamento che avrebbe potuto avere conseguenze molto, molto serie. Giunti sul posto, i carabinieri della stazione di Pieve di Sacco hanno identificato l'uomo residente a Padova e lo hanno denunciato. E anche la Pasqua è trascorsa senza che Alberto Trentini abbia potuto mettersi in contatto con la sua famiglia. Le amiche e gli amici del cooperante hanno riprogrammato per domenica 11 maggio il corteacque in Canal Grande, annullato ad aprile causa maltempo. Anche le feste di Pasqua sono purtroppo trascorse senza che Alberto Trentini, il cooperante italiano 45enne arrestato in carcere in Venezuela dal 15 novembre scorso, abbia potuto fare nemmeno una telefonata di saluto alla mamma Armanda e papà Ezio e alla sua famiglia. Ancora nessuna novità dunque e la speranza è stata per il momento disattesa. Le amiche ed amici di Alberto hanno riprogrammato per domenica 11 maggio il corteacque in Canal Grande di solidarietà ad Alberto e di vicinanza alla sua famiglia, che era stato inizialmente previsto per il 13 aprile, Domenica delle Palme, ma che poi è stato annullato per il maltempo. Il corteacque è stato organizzato con la collaborazione dell'associazione Articolo 21 delle Remiere del Comune, che si è attivato grazie all'interessamento del consigliere comunale delegato del sindaco a Lavora Giovanni Giusto. È stato poi il delegato alle isole Alessandro Scarpa Marta a ricordare questo importante appuntamento. E fare in modo di avere notizie e che ritorni al più presto in Italia, nella sua casa qui a Venezia, precisamente all'isola di Venezia. Ce lo auguriamo al più presto che appunto le autorità
venezuelane trovino un dialogo con le autorità italiane e europee per farlo tornare a casa, perché Alberto è detenuto ingiustamente, quindi ci auguriamo che ci sia più presto una soluzione per tutta Italia, per i suoi familiari e per il Comune di Venezia. Intanto la mobilitazione degli amici e di tantissima gente continua. Molto attivi anche in Comune con varie iniziative, e volevo anche fare un ringraziamento alla famiglia di Alberto Trentini e tutti i suoi amici per tutte queste iniziative, queste manifestazioni che stanno organizzando sul territorio non solo comunale ma anche italiano. Alberto, ti aspettiamo. A San Donà di Piave adesso restano accesi 2 autovelox, il sindaco e la giunta non intendono spegnerli perché, ribadisce il primo cittadino, sono un deterrente di cui non si può fare a meno. Dopo il ricorso dell'associazione Altvelox alla Corte dei Conti, che ha portato all'annullamento di sanzioni per violazione dei limiti di velocità, il sindaco di San Donà ha deciso di non spegnere i dispositivi come altri comuni tipo Meolo, in attesa delle indicazioni del Ministero. Noi abbiamo deciso di non spegnere i nostri 2 autovelox proprio per tutelare l'efficacia deterrente che questi hanno sull'eccesso di velocità. Entrambi posizionati su arterie molto trafficate con limite di velocità di 90 km/h. Uno lungo la Iesolana, l'altro all'altezza del Ponte dei Granatieri. Sono 2 strade in cui abbiamo avuto negli anni molti incidenti mortali. Sulla strada regionale 43 in direzione di Jesolo, tra il 2011 e il 2018, quando è stato installato l'autovelox, abbiamo avuto 8 morti e altri 3 li abbiamo avuti sulla variante della statale 14, quindi 11 decessi in 8 anni sono un tributo di sangue che nessuna comunità può permettere possa ancora capitare. La causa è stata determinata dall'eccesso di velocità, quindi gli autovelox sinceramente non possono essere spenti. Questo però espone i funzionari del comune alla responsabilità per danno erariale, cioè che la Corte dei Conti domani chieda ai funzionari il pagamento delle spese che il comune dovrà risarcire ai ricorrenti. Attualmente sono 13 i giudizi pendenti in tribunale con richieste di risarcimento che potrebbero variare dai 20.000 ai 50.000 euro. E mentre l'associazione Altvelox fa circolare sui social un fotomontaggio con la foto di Teso che regge un boccale di birra vicino a uno dei 2 velox, il sindaco, che presenterà querela, ribadisce: I nostri, ripeto, a 90 all'ora su strade di grande traffico e alto scorrimento e altissima incidentalità hanno essenzialmente efficacia deterrente. Per questo, come detto, noi non possiamo permetterci di spegnerli proprio a tutela della nostra collettività e delle giovani vite che sono state spezzate a seguito appunto della violazione dei limiti di velocità. Abbiamo deciso pertanto come giunta municipale di assumerci direttamente la responsabilità per l'eventuale danno erariale, liberando i funzionari da responsabilità in merito, e se capita il giudizio della Corte dei Conti per danno erariale rispondiamo noi amministratori, io quindi e la mia giunta, che ringrazio per il grande atto di coraggio che ha avuto nel seguirmi in questa decisione. È indispensabile che arrivi in tempi brevissimi un chiarimento da parte del Ministero. Voltiamo pagina, è polemica a Marcon tra l'ANPI e il primo cittadino Matteo Romanello per la sua partecipazione nella giornata odierna alla sfilata dei veicoli storici militari dal titolo Colonna della Libertà in occasione dell'80° anniversario della liberazione in Italia, manifestazione itinerante che nel giorno dei funerali del Papa ha visto il sindaco già dal mattino sfilare a bordo dei mezzi lungo le vie di Marcon. Il corteo in contemporanea al presidio per la pace organizzato in Piazza Mercato da ANPI Marcon Quarto d'Altino col suo presidente Filippo Nappi, una ridicola pagliacciata, così l'ha definita l'associazione Partigiani e il PD, la presenza itinerante del primo cittadino. Tante iniziative in città per la festa patronale del 25 aprile, la tradizione del boccolo, vari appuntamenti hanno caratterizzato la giornata anche nel ricordo di Papa Francesco. Festa di San Marco, patrono di Venezia e delle genti venete, è stata un'occasione per ribadire la vocazione alla pace di Venezia e del mondo, ma anche l'anniversario della liberazione, un San Marco arrivato quest'anno in un giorno di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, alza bandiere in Piazza San Marco con le autorità cittadine e bandiere subito a mezz'asta nel pensiero del Santo Padre. Il Patriarca, nella messa in Basilica che ha presieduto, lo ha ricordato ancora una volta portando l'omaggio di tutta Venezia. Proprio un anno fa
al termine della sua vita a Venezia, Papa Francesco è entrato in questa basilica. Festa di San Marco con il campanile di nuovo aperto già da qualche settimana per i visitatori da tutto il mondo dopo i lavori, con i lavori in piazza San Marco e un nuovo consiglio di procuratoria in carica da qualche mese alla sua prima festa patronale. Tante iniziative culturali per il territorio. Il primo procuratore di San Marco, Bruno Barel, ricorda il rapporto speciale tra Venezia, San Marco e la sua basilica. Molto raramente vi è stata una tale immedesimazione tra un santo patrono e una città. E nel caso di Venezia questa immedesimazione risale a oltre 1000 anni fa. Tante le tradizioni popolari ripetute e i gesti significativi, come i gondolieri che hanno consegnato il boccolo al patriarca durante la messa. È una festa della comunità veneziana, anche una festa simbolica del sentimento, no? Espresso dal boccolo. Confcommercio Sandona Jesolo lancia l'allarme sul fenomeno del dumping contrattuale. La pratica utilizzata da alcune aziende consiste nell'utilizzo di contratti di lavoro o appalti con condizioni economiche e normative inferiori rispetto a quelle previste dalla legge o dai contratti collettivi vigenti. Il fenomeno mette a rischio non solo la qualità del lavoro ma anche la sostenibilità delle imprese che operano nei settori del commercio, turismo e servizi. Per questo Confcommercio chiede di intensificare i controlli nel territorio. Genitori e nonni sono chiamati invece a lezione di manovre antisoffocamento dei neonati. Accade in una farmacia di Marghera su richiesta dei clienti. Nei bambini sotto 4 anni il 25% è morto per soffocamento, quindi è abbastanza elevato come rischio. Il problema è molto sentito e la richiesta di corsi per imparare a liberare le vie respiratorie, in primo luogo dei neonati ma anche degli adulti, è talmente ampia da riempire sempre la sala della farmacia di via Trieste a Marghera. Organizziamo il corso di disostruzione pediatrica. È ormai diversi mesi che abbiamo messo in piedi questa iniziativa per le famiglie, per le mamme, per le neomamme e soprattutto per i nonni. Una folla di mamme, papà e nonni assiste con attenzione alle dimostrazioni pratiche. Si insegnano le manovre in caso di soffocamento dei lattanti, dei bambini ma anche dell'adulto. È molto difficile. Non è difficile, però è importante fare questi corsi soprattutto se si ha contatto con dei bambini, ma anche non si sa mai per salvare la vita a qualcuno in pizzeria. Per seguire il corso è chiesto un contributo e tra i genitori che assistono alla lezione ci sono anche Ermelinda Damiano e Andrea Tomaello, rispettivamente presidente del Consiglio Comunale e vice sindaco di Venezia, uniti da un legame che non si esaurisce con la loro attività politica. La prevenzione è la cosa più importante e quindi grazie anche a questa farmacia ma a tutte le strutture che organizzano dei corsi di prevenzione anche per neogenitori come siamo noi. Avere delle abilità per poter salvare la vita di fatto alle persone non aiuta solo nel nucleo familiare ma in generale può essere utile anche nei confronti di qualcun altro che in quel momento sta male. In chiusura 2 notizie legate al calcio, innanzitutto al Penso, tutto esaurito per il Venezia che riceve il Milan nella partita della fascia pranzo di domani, domenica. Gli arancio-nero-verdi hanno bisogno di punti per proseguire nell'inseguimento della salvezza e dunque il Venezia non potrà permettersi il lusso di stare a guardare e dovrà sfidare il Milan con tutte le risorse. È tutto per questa edizione, allora io vi lascio alle previsioni del tempo e a seguire all'edizione di Treviso. Arrivederci.